Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno cari radioascoltatori di Radio Libertà, buona radio a tutti voi. Eccoci qui di nuovo con una nuova puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi La Pesca. Bravissimi! Ed eccoci qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Preparate carta e penna, anzi no, carta e penna, ho sbagliato, e una bibita energizzante, perché oggi parleremo di crescita personale e di dinamiche relazionali e di teen parent coach. Dopo una ventennale esperienza in una multinazionale, la nostra ospite di oggi ha scelto di proseguire il percorso professionale come freelance. Ha sviluppato competenze come professional coach, come team e group coach e per approfondire le dinamiche relazionali come teen e parent coach. Ci parlerà oggi di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile Sara Colussi. Buongiorno, ben arrivata, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. Ringrazio e saluto alla parte tecnica la nostra Sveva, il nostro ospite di oggi. Buongiorno anche a te, Jan, che ci guideranno e ci accompagneranno in questa trasmissione tutta al femminile. Grazie Sveva. Buongiorno e ben arrivata. Come stai? Bene. Sei felice di essere qui con noi? Sì. Sì. Bene, allora partiamo con queste domande. Che dici? Con queste domande bizzarre. Nome? Sara Cognome? Colussi. Città? Milano. Professione? Professional coach. Allora, cosa fa un coach che lavora sulle relazioni? Allora, coach le vede da fuori, Ok. sostanzialmente dall'alto, come se fosse un drone. E svela le dinamiche che si creano all'interno. Certo, perché vedere le cose da fuori sia sempre una visione migliore che vederle da dentro. Poi, che esatto. differenza c'è quindi fra life coach, relational coach o personal coach? Allora, direi che in pratica direi nessuna differenza. Ok. Cioè, il coaching nasce come un sostantivo unico e nel tempo è stato declinato e accompagnato da 1000 suffizi. Un coach emozionale, il coach sportivo, il coach spirituale, ma l'International Coach definisce il coaching una partnership con i clienti che attraverso un processo creativo stimola la riflessione ispirandoli a massimizzare il proprio potenziale personale e professionale. Quindi direi che usando questa come definizione base, lo strumento di coaching si può utilizzare poi in più ambiti, certo. tutti gli ambiti. Da quanti anni sei in rete al femminile? Allora, diciamo che questo è il secondo anno. Ok, beh, perché sei in rete al femminile? Allora, sono in rete al femminile perché direi che appartenere a una rete di professioniste, secondo me, è una grande opportunità di crescita, sia personale che professionale. Certo. Senti, che cosa ti ha spinto a lasciare il lavoro dipendente, come abbiamo detto prima, per intraprendere la carriera di coach? Allora, direi che ho lasciato il lavoro in azienda perché venivo pagata per fare una cosa che facevo senza passione e a lungo andare questa condizione ha iniziato a pesarmi. E quello che invece mi appassionava, diciamo che era gradito ma non riconosciuto.
e quindi ho deciso di dedicarmici totalmente. Senti, qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Direi creatività e saggezza. C'è un lavoro che volevi fare da bambina? Sì, la psicologa. Ah, vabbè, non sei comunque andata molto lontano, No, insomma, in qualche modo direi comunque sì. aiuti le persone, insomma. Esatto, esatto. Quali sono le competenze più importanti che un buon coach deve sviluppare e quando hai scoperto appunto di averle? Allora, diciamo che un buon coach non deve giudicare, Okay. deve ascoltare, deve saper ascoltare, deve accogliere le diversità senza, volerle modificare. Ho scoperto di avere questa capacità da ragazzina, perché mi piaceva ascoltare, soprattutto mi piaceva, pensare di risolvere i problemi, delle Degli persone che altri, mi stavano certo. attorno. Poi nel tempo chiaramente ho scoperto che, erano competenze e che si aiutano di più le persone quando non gli si fornisce una soluzione. Ah beh, certo. Senti, partiamo con le domande un po' bizzarre. Mare o montagna? Mare tutta la vita. Okay. Prosa o poesia? Allora, prosa perché, la sento più vicina, però anche Mh-mh. la poesia devo dire che mi Ti piace. piace. Rock o musica classica? Rock, Rock. assolutamente rock. Ma nel tuo lavoro c'è più musica classica o più rock? Allora, nel mio lavoro allora partendo dal fatto che, a me piace la musica, Sì. devo dire che, alterno la musica. Io di fatto sono una coach con il chiodo di pelle, ma il foulard Wow! rosa al collo e quindi, cerco di suonare la musica che insomma, che in quel momento credo possa essere utile per la persona Sei con rimasta cui un po' suono. incastrata nei film tipo Grease, Sì, quelle così. cose è bellissimo, no, Un po' da infatti. Pink Lady. Esatto, esatto, che hai Esatto. detto il foulard, il chiodo, ho detto: "Vabbè, è lei, è lei." Esatto. Va bene, cinema o teatro? Allora, entrambi direi, mi piacciono entrambi. Il cinema è azione, il teatro passione, Mh. mi verrebbe da dire. Bello, bello, bello. Quali sono i tuoi generi preferiti? So, al cinema prevalentemente film Allora, al d'azione, insomma cinema io mh. adoro i film d'animazione, mi Mh-mh. piacciono tanto. Sarà che ho, Mh. delle figlie, e quindi con loro poi mi sono appassionata in questa a questo genere. Invece al teatro mi piace ridere e mi piace riflettere, quindi, vedere spettacoli che in qualche modo poi mi Il fanno teatro deve o far pensare. ridere o far piangere, in una parola emozionare. Esatto, esatto, esatto. Anni 60, 70, 80, soprattutto quale musica di quegli anni? Oddio, Bon Jovi e Queen. I Queen, e mi sa che noi abbiamo una sorpresa per te Wow, allora. quale?
Allora, buongiorno, eccoci di nuovo qui dopo questo bellissimo omaggio dei Queen alla nostra ospite. Riprendiamo con le super domande interessanti e bizzarre. Quali sono le sfide più comuni che affrontano i tuoi clienti? Allora, direi che io, sostanzialmente lavoro prevalentemente con donne Mh. e la sfida più grande, che sto riscontrando Mh-mh. adesso, diciamo con tante persone con cui lavoro, è quella, di prendersi cura di sé. E soprattutto di farlo, senza sentirsi ladre di tempo, che purtroppo è una di quelle cose che la donna spesso fa, cioè pensa di prendersi cura di sé, ehm, sottraendo tempo agli altri. E questo Dicono, purtroppo è no, un che le donne problema. abbiano un sesto senso. In realtà il sesto senso delle donne è il senso di colpa, Esatto, quello di cui sta il parlando lei. settimo. Esatto, il settimo senso è quello di colpa. Va bene, okay. Senti, colore preferito? Verde salvia e rosa cioia. Ma che bellissimo accostamento. Segno zodiacale? Scorpione. Ascendente? Allora, mi sembra, se non ricordo male, gemelli. Quindi, sarai una creativa, Sì, assolutamente astuta, sì. tenace, eh? Nessun obiettivo per te è Sì. impossibile se ci credi davvero, quindi sei Mhmm, forte, puoi superare le difficoltà come nessun altro segno. Ti ci wow! riconosci? Sì, allora va benissimo se me Ma soprattutto va considero benissimo per il gemelli. tuo lavoro, è Esatto, perfetto per il tuo lavoro. Va bene, esatto. citazione preferita. Allora, la mia citazione preferita è una citazione di, Eckhart Tolle, che è un Mh-mh. filosofo contemporaneo, ed è: "Il momento presente è l'unico luogo dove la vita esiste". Ah, benissimo. Quindi il momento presente ti piace adesso? Sì, sì, Ti piace questa assolutamente. intervista? Mi agita un pochino, però sì, No, mi ma lascia un po' di assolutamente. adrenalina, però sì, mi Ma meno piace. male, perché noi siamo energiche e trasferiamo energia ai nostri radioascoltatori. 3 Esatto. sostantivi che ti definiscono. Allora, 3 sostantivi: acqua Oh, per la tos posso dire una finalmente qualcuna che mi risponde con i sostantivi, che io vedo sempre i sostantivi e poi mi escono tutti con gli aggettivi. Io volevo proprio i e sostantivi, come stai facendo tu. Acqua, bene, acqua, grazie. bene, acqua, quercia. Mh, Allora, l'acqua per la profondità, mh. la quercia perché ha delle radici profonde, forte, stabile, robusta, e poi faro direi. Faro perché è una guida e anche fonte di ispirazione. Che belle Sì. immagini. Senti, la gratitudine spiega il nostro passato, porta pace al presente e crea una visione per il domani. Allora, sei d'accordo con questa affermazione? Sì, assolutamente. Direi che, credo che la gratitudine sia la chiave per una nuova versione dell'umanità. Perché soprattutto, come dire, in questo periodo viviamo in un momento che definirei sottosopra, dove l'ignoranza dilaga, i prepotenti rubano le merendine e i cattivi, ahimè, spesso vincono. E Mh. quindi la gratitudine, come l'amore, i fiori e i bambini, credo che siano le nostre uniche Risorse. grandi opportunità. Senti, dopo questa profondità facciamo una domanda un po' bizzarra e Mh-mh. e magari anche buffa. La cosa più difficile che sai fare? Vediamo se mi rispondi in modo profondo e in modo buffo. Allora, so profondamente commuovermi Mh? davanti a una cosa bella e so nuotare a delfino. Eh beh, caspita, complimenti, perché insomma, non è mica facile nuotare a delfino. No, Ci so vuole delle nuotare belle spalle sì, anche. so nuotare a delfino. Caspita, come riesci a gestire lo stress e le emozioni nel tuo lavoro? Allora, come le gestisco? Diciamo che lo faccio con la riflessione, il distacco e lo sport. Okay. Quindi prima di venire qui sei andata a farti una nuotata in piscina? No, questa mattina no, ero agitata. Ma va, ma figurati, un sogno ricorrente.
Allora io, tendenzialmente non ricordo i sogni che faccio di Mh. notte, però ce n'è uno ricorrente ad occhi aperti che se vuoi te lo dico. Ma certo, volentieri, se ti fa piacere, sì. Allora, mi piacerebbe scrivere un libro. Vabbè, allora guarda, sei una persona giusta. Che libro Esatto. scusate, che libro vorresti scrivere? Sentiamo. Sono abbastanza indecisa. Mi Mh. piacerebbe scrivere un libro che, parli un po', di me, ma non vorrei un libro, Ma sei più sul ehm romanzo, sulla narrativa, sul manuale del coach, un misto tra manuale credo del sulla coach e la tua narrativa. vita? Un romanzo d'amore? No, No. no, credo sulla narrativa, su Okay, va bene. Beh, sì, bello, sì. interessante. Di cosa hai paura? Oh mamma, della solitudine. Beh. Quanto conta la creatività nel tuo lavoro e come la sfrutti? Allora, direi che la creatività conta moltissimo, perché è una fra le qualità più utili, che io considero più utili, per 2 ragioni. Perché? Perché, ti aiuta ad inventare cose nuove, Mh. quindi ad andare oltre a quello che c'è, andare sì, oltre a quello che hai, a quello che c'è. E poi perché, diciamo che credo anche nel suo secondo volto, che è il Mh. pensiero laterale, Certo. cioè la capacità non di inventare quello, ciò che hai di non diventare il nuovo, ma di guardare, le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione. E ci vuole molta creatività per Sì. farlo, effettivamente sì. I tuoi hobby? Allora leggo, faccio sport e quando Mh? il tempo me lo consente, diciamo che curo i miei Oh, fiori. che meraviglia! Quindi hai un balcone Sì, sempre in ordine, che ho un meraviglia. Quali sono balcone i di tuoi fiori fiori. preferiti? Allora, mi piacciono le gerbere e i garofani, adesso in questa stagione, mi piacciono moltissimo le orchidee, Eh. Allora, ce ne sono tanti. simbolicamente ti regalo una gerbera arancione che significa felicità improvvisa. Ti Bello. piace? Sì, molto. Fa piacere. Bene, dopo questo scambio di gentilezze e di cortesia andiamo avanti. Bello. No, sì, fai molto bene, a me piace molto la gerbera. La gerbera e la dalia. La dalia perché è il simbolo della riconoscenza. Ah, La gerbera perché è questa felicità così un po' bella, improvvisa. bellissimo. Va bene, dopo queste cose carine, una cosa che detesti invece? Una cosa che detesto è la falsità. Okay, invece Mh. una cosa che ami? Una cosa che amo, dopo le mie figlie e la mia famiglia, amo il mare, i fiori e la libertà. Ah, che bello. Adesso ti devi concentrare, mi raccomando, Cosa ti fa ridere? Allora, mi fa ridere il comico Mh? e mi viene in mente, che ne so, Ale Franz Mh? del caro vecchio Zelig. Quello, mi fa ridere Okay. quello. Va bene, dopo questo ci facciamo una risata anche noi. Ma bando alle ciance, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative. Mh. Allora, quali sono le domande chiave che fai ai tuoi clienti all'inizio di un percorso? Allora, diciamo che, un percorso di coaching viene generalmente anticipato da un primo contatto telefonico, Okay, dove si, chiariscono gli obiettivi, diciamo, o comunque non l'obiettivo del percorso, ma ciò che il cliente vuole e la ragione per la quale il cliente chiede supporto. Quindi una delle prime domande, che generalmente faccio è, "Di cosa mi vuoi parlare oggi?" Per esempio, okay, oppure perché questa cosa di cui abbiamo parlato precedentemente è importante per te. certo. Cosa significa concretamente realizzare la migliore versione di sé? Allora, per me, realizzare la miglior versione di sé significa, prima di tutto esplorare ciò che c'è Mh-mh. in vari ambiti della vita o in un ambito specifico.
Quindi esplorare ed analizzare. Dopodiché, e riconoscere ciò che funziona e ciò che non Mh-mh. funziona, cioè ciò che è funzionale dei comportamenti, delle abitudini che generalmente si mettono in atto, e solo a quel punto, una volta che c'è la comprensione, e la consapevolezza, scegliere nuovi approcci, o nuovi comportamenti o Mh-mh. nuove abitudini da mettere in atto per diventare persone migliori. Allora, tu sostieni l'empowerment femminile e Sì, sei convinta che proprio le donne possedano le più preziose doti umane. sì. Quali sono queste doti? Ed è vero che siamo solo noi ad averle? Perché poveri Sì. maschietti, non è vero? Anche loro hanno delle No, doti anche i preziose. maschietti, Vai, certo, certo. sempre le vai. Allora, io, sostengo che la donna da secoli, cioè la donna per secoli sia stata definita diversa per la sua dominante intelligenza intuitiva, che è stata definita così dagli uomini che per retaggio storico considerano l'intelligenza logico-matematica invece migliore e più performante. Quindi io sostengo le donne, le valorizzo e valorizzo e riconosco in loro la loro diversità, fatta di ascolto, intuizione, forza, coraggio, accoglienza e cura. E non ultima per importanza la capacità di amare senza riserve. Mh, che insomma, però può andar bene fino a un certo punto, perché l'amore incondizionato è solo quello dei cani signori, sul resto io farei delle giuste, no, osservazioni. Quindi amate chi, vi Ti ama. riama. Okay. Poi senti, qual è l'errore più grande che può fare un coach? Allora l'errore più grande, o uno fra gli errori più grandi, perché ce ne sono diversi, potrebbe essere quello di pensare di aver capito. Okay. Quindi pensare di aver capito che cosa ha in testa il coachee in questo caso, e quindi dedurre dalla sua comprensione e suggerire una Imboccare, no, soluzione. invece Sì, no, questo, bisogna credo che okay. sia uno fra gli errori più grandi. Senti, ma c'è mai stato nel tuo lavoro un momento in cui hai pensato di non essere all'altezza di un ruolo e come l'hai affrontato? Oppure non essere all'altezza di gestire i problemi di un cliente perché magari aveva bisogno di un altro tipo di Mh-mh. intervento e non del tuo? Allora sì, diciamo che, a me capita, devo dire che mi capita anche abbastanza frequentemente di fare una cosa nuova e di convivere con quella vocina, Mh, disturbante che mi dice: ma magari non sei capace", mh. oppure: "E se non sono capace di fare questa cosa qua?" Quindi, penso che è una cosa, diciamo piuttosto normale, no, Umana. sì, è umana. Decisamente umana. Esatta, esatto. E quindi in questa circostanza direi Finisci, finisci scusami, ah, okay. Allora in questa circostanza quando cioè precedentemente magari mi facevo limitare da questa vocina, diversamente adesso l'affronto, Mh-mh. e quando emerge questa vocina io le rispondo come se fosse reale e le dico: "Quando, dopo che ho provato capirò se sono capace oppure no." Senti, ma tu l'hai sentita la vocina in cuffia che ci ha detto qualche minuto di pausa? No. Ah, ho sentito un bla bla. Mh-mh. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eccoci di nuovo qui con la nostra ospite di oggi, Sara Colussi. Buongiorno, buongiorno. Allora, come gestisci un cliente che arriva da te? Poi dopo ci spiegherai bene come si chiamano i tuoi clienti, perché tu non li chiami clienti, quindi chiedo scusa per l'errore. Un cliente comunque che arriva da te con un obiettivo che non è realistico o peggio è dannoso per lui. Tanto parliamo come li chiami i clienti, Allora, come i si clienti ecco. sono coach, si Coach, chiamano, sì, che coach. sono partner di coaching, quindi si Esatto. chiamano coach. Perché c'è proprio un rapporto quasi paritario, Sì, non è un sì, rapporto, è no, proprio una ecco, partnership. esatto. Allora, in prima battuta, io mi attengo alla struttura, del coaching, Mh-mh. che ha come condizione la definizione di un obiettivo SMART. Che Mh-mh. è il classico obiettivo che poi viene anche utilizzato negli ambienti professionali. Un obiettivo SMART è un obiettivo specifico, misurabile, raggiungibile, realistico, temporizzabile e in seconda battuta direi che quando, personalmente ritengo che l'obiettivo sia dannoso, faccio delle domande, legate all'utilità dell'obiettivo per il coachee, cioè provo a Certo. indagare sull'utilità. Quindi, ti sei anche trovata in situazioni in cui hai rifiutato il cliente perché il coaching non era la soluzione adatta a lui. Come lo hai capito? Sì, allora direi che, recentemente, più o meno recentemente, mi è capitato in 2 circostanze differenti. Mi è capitato con 2 donne, con 2 donne, in un caso, la ragazza con cui avevo intrapreso questo percorso mi ha raccontato degli episodi che, avevano tutto l'aspetto dell'episodio degli attacchi di ansia. E quindi lì chiaramente le ho suggerito di andare da uno specialista che potesse in qualche modo curare i suoi stati Certo. di ansia. E in una seconda, esperienza, ho incontrato sempre una ragazza che continuava a reiterare durante il nostro percorso un episodio che per lei è stato, traumatico. E Okay. purtroppo non riusciva A a sbloccarsi, a muoversi continuava a da lì. reiterarlo e non riusciva a muoversi e io benché cercassi di cioè avessi condiviso con lei che quell'episodio non era, diciamo un argomento che potevamo risolvere, lei, ritornava Ah, sempre lì e okay. quindi le Hai ho capito che suggerito certo. chiaramente di andare da una persona che poteva Allora, aiutarla. se dovessi descrivere la tua filosofia di coaching in 10 parole, come la Allora, in definiresti? 10 parole: scopri chi sei, Mh. riconosci il tuo valore e costruisci Il il futuro. ma vedi sei proprio di parola sei Esatto. stata proprio mamma mia che brava. Senti, come integri la tua specializzazione come teen e parent coach, alle attività di coaching che promuovi a favore dell'empowerment femminile? Allora, è complessa Vabbè, questa abbiamo 1 ora di intervista, ti lascio la parola, tranquilla, hai tutto il tempo che vuoi per raccontarcelo, vai. Okay. Allora, la specializzazione in teen e parent coach è stata per me significativa, anche illuminante, Oh. perché ha svelato Mh. quanto ogni individuo
è legato agli altri attraverso una rete invisibile. Mh-mh. E quindi mi piace immaginare questa rete invisibile, per esempio all'interno di una famiglia, come se ogni persona avesse un filo che Okay. lo collega ad altre Mh-mh. persone, no, ad altri familiari. Sì. E, ogni individuo ha delle emozioni e il filo cambia di colore e di forma in base alle emozioni che prova. Quindi è facile intuire che se io ho avuto una giornata, come dire, difficile, una giornata grigia, il mio filo si ingrigisce. E di Ehm conseguenza intacca anche Cosa succede? eh, Che il colore del mio filo in qualche modo giunge fino a un certo punto del filo dell'altro e o lo sovrasta o si mescolano i 2 colori, o rispetta il colore e quindi, ovviamente l'adulto in questo caso, cioè ovviamente, diciamo che ciò che non tutti sanno è che il filo dell'adulto ha un superpotere, cioè okay. vince sempre sugli altri. Vien da sé che, qualsiasi azione, pensiero o scelta che un adulto fa all'interno di un sistema familiare, in qualche modo condiziona il suo filo e la persona che è dall'altro capo del filo. E quindi cosa succede? Che soprattutto le donne nella società moderna hanno mani piene di fili, manciate di fili colorate per ogni figlio, per la scuola, per lo sport, la chat dei genitori, il catechismo Mh. e quindi e poi il partner, il lavoro, la vita sociale, insomma è un groviglio spesso. E quindi proprio in questo groviglio io mi inserisco e con fierezza conto i fili che ognuna di loro ha in mano e le faccio notare quanto eroine siano a riuscire a gestire tutti questi fili. Questo. Molto interessante devo dire. Caspita, molto interessante. Vabbè, tra l'altro è una bellissima immagine, ma quindi adesso ti faccio una domanda così, bizzarra: con che filo andrai a casa stasera dopo questa intervista? Verde. Verde o blu, perché qui è O pieno di verde blu o blu. anche. Va bene, Sì, va bene, va anche. bene. Bello, bello. Senti, puoi fare un esempio di una tecnica che usi per migliorare il dialogo tra 2 persone? Allora, per migliorare il dialogo di 2 persone allora considera che il coaching, lavora, sulla persona Mh-mh. e chiaramente sulla persona che è, protagonista della sessione di coaching. Okay. Quindi io posso migliorare il dialogo che tu hai, con te stessa, ma non posso migliorare il tuo dialogo insieme ad un'altra Guarda, persona migliorare il assente. dialogo con me stessa penso che sia proprio un caso disperato Cioè perché in me abitano tante me stesse, quindi non so con quale vorresti interfacciarti, però insomma va Okay, bene okay. dai. Allora, diciamo che per migliorare una una Relazione. una Mh. relazione, ehm, a me piace tante volte proporre il gioco di ruolo, cioè chiedere alla persona che è convinto di avere un punto di vista unico e di Certo. essere assolutamente dalla parte del giusto, mi piace proporgli di invertire i ruoli e quindi mettersi nei Okay. panni dell'altro e magari fargli rivivere, un episodio, una situazione, una discussione o anche un dibattito nei panni dell'altra persona, in maniera tale che Certo, esplori proprio di persona, in modo esperienziale, un altro punto di vista. certo. E quindi nel momento in cui questo avviene, poi, si comprende il punto di vista dell'altro Sì, perché un generalmente. conto è dire: "Mettiti nei miei panni", un conto poi è farlo, Esatto, interpretare, no, esatto, riportare in esatto, scena la verità esatto, dell'altro. È proprio un gioco di esatto. ruoli, di Proprio il gioco di ruolo. interpretazioni, certo, Sì, certo, certo. sì. Senti, volendo dare un suggerimento ai genitori
in ascolto. Lo so che i coach non danno suggerimenti, non danno Esatto. consigli, però insomma volendo parlare di un argomento che può interessare i genitori, mettiamola così, cosa si deve fare davanti alle bugie degli adolescenti? Cioè come si riesce a capire se un ragazzo mente e perché? Allora, come dire, gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni non hanno bene un'idea di chi Mh. sono e di chi vogliono essere. Quindi hanno più messaggi che arrivano, poi adesso con i telefonini i Mh. messaggi sono 1.000.000, non sono pochi, sono miliardi. Mh. Però diciamo che hanno dei messaggi importanti che sono, dai genitori, quindi un messaggio genitoriale che gli dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato tendenzialmente. Poi hanno delle figure di riferimento che sono, che ne so, gli allenatori, piuttosto che i docenti, i fratelli maggiori, eccetera. E poi ci sono i pari, quindi le persone con cui si confrontano Mh-mh. quotidianamente, che ispirano, influenzano. Quindi cosa succede? Succede che l'adolescente ha una spinta verso la vita, è pieno di energie e di voglia di fare, ma, non ha la minima idea di quale sia il suo posto. E quindi, siccome è ancora incapace in quella fascia di età di collocarsi ed apprezzarsi per quello che è, mente. Ah-ah. Mente perché mente ai genitori perché magari non è lo studente che loro vorrebbero, mente all'allenatore perché magari non è l'atleta che lui vorrebbe e quindi, si trova in queste dinamiche che, lui stesso comprende, non lo fanno stare bene, ma non sa come uscirne. Ah, ho E capito, quindi, certo. insomma, diciamo che questo è un problema. Come capire quando un ragazzo mente? È una bella domanda. Diciamo che, è difficile chiaramente lui non lo dice che sta mentendo, no, quindi non si può capire da ciò che dice, perché se mente cerca di farlo in modo sofisticato, ma si capisce da come si comporta. Mh-mh. Quindi, il ragazzo in difficoltà, o, in un momento di disagio, invia dei messaggi subliminali, che vanno interpretati come per esempio i silenzi, i Okay. comportamenti inusuali, oppure modi diversi di affrontare gli argomenti o magari, argomenti, improvvisi che non fanno parte del suo solito modo di comunicare o dei suoi soliti Mh-mh. argomenti. Ehm, e quindi quando si percepiscono questi comportamenti che sono comunque silenziosi, lì bisogna cercare di creare un ponte con il ragazzo utilizzando i suoi strumenti. Quindi, che ne so, considerare, non lo so, per un genitore avere un figlio che ama la musica, cercare di entrare in sintonia con quelle poche cose che quando i ragazzi sono così giovani, che li tiene uniti ai genitori. Diciamo che Certo. la cosa, diciamo, forse sbagliata o meno utile è quella di pensare di diventare amici dei propri figli a 16 anni. Ecco, quindi vale la pena iniziare ad osservarli molto prima, quando sono fiumi di parole, Mh. per poi riuscire a comprendere quegli atteggiamenti dissonanti quando appunto in quest'età diventano sono tutti Sì, silenzi perché poi c'è un e periodo sguardi. in cui sono molto esuberanti e poi un periodo, no, in cui iniziano Esatto, invece a isolarsi, eccetera, allora lì devi iniziare a esatto, capire cosa sta esatto, succedendo, magari solo una fase della crescita, per carità, esatto, non è che per forza esatto, tutti devono essere campanelli d'allarme. C'è esatto. una socia di Rete al Femminile che anche tu conosci, si chiama Roberta Berno, che salutiamo, sarà prossimamente ospite, che, lei tra l'altro ha una fortissima esperienza nell'ambito delle risorse umane, eccetera, eccetera, e oggi proprio come freelance lavora, no, con le favole per il business, lavora nelle aziende, eccetera. Ma, lei mi ha insegnato una domanda che è molto forte, nella sua semplicità è una domanda molto forte, che non è: "Cosa farai da grande?" Ma è: "Cosa farai di grande?" Mh-mh. E io penso che questa possa essere già una domanda che i genitori possono sostituire. Molto spesso i genitori ti dicono: "Ah, voglio proprio capire cosa farai da grande, eccetera, eccetera. Cosa vuoi fare da grande?" No, quando magari rimproverano, eccetera. Se anziché il rimprovero usassero la domanda:
chiave? Perché secondo me è magica questa domanda. Mh-mh. Sì, Cosa sì, è vuoi vero, lo fare di condivido. grande, non da grande? Perché Mh-mh. magari uno non ha mai voglia di crescere e Mh-mh. ti dici: "Ma perché ci devo pensare adesso?" Cosa vuoi fare di grande lo puoi fare anche subito. Quindi penso che sia Assolutamente. molto, molto potente. Sì, Salutiamo la assolutamente. nostra Roberta Berna che sarà qui presto ospite. Senti, ma pensi che davvero tutti possano cambiare e migliorarsi o purtroppo ci sono dei limiti? Allora sì, diciamo che i limiti sono i casi Mh, clinici mh, e le patologie, quindi non tutti possono cambiare. Diciamo che cambia generalmente chi vuole mh-mh. e chi crede di potercela fare. E chi non ce la fa prenderà l'astronave probabilmente o verrà rapito dagli alieni. Ma andiamo a farcelo un giro con questa Ah astronave. sì, eh? Senti, dall'astronave dici un po' qual è la visione della felicità e come si può coltivarla nella vita quotidiana? Allora, direi che della felicità ha già detto tutto Roberto Benigni nel suo monologo sull'amore. Qual è la mia di visione? Direi che la mia visione di felicità si radica nella gratitudine, la valorizzazione delle piccole cose, di ciò che si ha, si coltiva quotidianamente. Io direi che la gratitudine è proprio una tendenza ad apprezzare ciò che si ha sempre. E forse il gancio della gratitudine quotidianamente è proprio il grazie. Grazie allora per questa risposta. Grazie a te. Come possiamo bilanciare l'ambizione professionale con il benessere personale? Allora, diciamo che il bilanciamento può essere una riflessione, costante o magari puntuale da fare fra sé e sé. Io, tante volte, suggerisco di tener bene a mente, una sorta di ruota della vita, no, immaginaria, dove ogni spicchio, rappresenta un ambito della Mh-mh, vita, un ambito importante che potrebbe essere lavoro, salute, mh-mh. tempo libero, amici, famiglia e chi più ne ha più ne metta. Ecco, ognuno di questi ambiti ha un ingaggio personale, quindi, Okay. con tanta onestà uno si dovrebbe mettere, che ne so, 1 volta al mese, 1 volta ogni quanto vuole, però farlo diciamo con costanza. Dovrebbe domandarsi da 1 a 10 quanto è ingaggiato in quell'ambito della vita e a vedere poi graficamente la ruota della vita con un ambito con il 3, con un ambito, con l'8, con un ambito con il 5 è facilmente intuibile in
quanto sei bilanciato o sbilanciato. Ti chiedo una precisazione, perché voi usate il verbo ingaggiare oppure l'ingaggio, no, con un valore molto particolare. Sì. Ce lo spieghi Allora, semplicissimamente? l'ingaggio è una forma di partecipazione, Mh-mh. che è una partecipazione proattiva, Okay. quindi una partecipazione attiva. Significa: so quello che voglio fare e metto in atto, atteggiamenti, comportamenti, azioni che mi portano a raggiungere quella cosa lì. Quindi sentirsi ingaggiati significa farsi proprio attrarre, non farlo per dovere, ma avere una motivazione che ti trascina, un elemento Okay. trainante. Senti, ma c'è un coach visionario famoso che ti ha ispirato? Allora, no, che mi ha ispirato no. Devo dire che di figure, di coach che mi piacciono, ce ne sono tanti, ognuno nella sua caratteristica, però uno nello specifico, un guru, che seguo pedissequamente no, direi di no. Tanti. Allora, se tu potessi sfatare, no, Mh? un mito sulla tua professione, quale sarebbe? Oddio. Ce ne son tanti Allora dici? Sì. allora mi verrebbe da dire, forse quello che mi fa più sorridere, Mh. è che il coach non diventa miliardario facendo 1000 sessioni al giorno dal bordo di una vasca in un 8 stelle dall'altra parte del mondo o sotto le palme in una spiaggia paradisiaca. Ecco. No, No, mi verrebbe da dire no. no. Perché un coach professionista chiaramente deve offrire al partner di coaching delle condizioni, dei contesti, una struttura, delle competenze, un setting Mh-mh. che diciamo è difficilmente compatibile, con tutto quello che tante volte si vede, ecco. Allora, adesso partiamo con la Mission Impossible. Mh. Ah okay, io non Allora, siamo nella parte finale di questa sessione con la nostra Sara. Senti, i 3 consigli per i nostri radioascoltatori, ripeto, lo so che i coach non danno consigli, ma no? qualche consiglio ce l'avrai, dai, su Certo. via, esci dal ruolo coach, hai convinto? No, guarda, poi ci Dai. sto dentro. Oh, che meraviglia. Ci Vai. sto dentro e direi sì, 3 consigli potrei, indicarli con 3 frasi e per Sì? ogni frase una domanda che è chiaramente per deviazione professionale. Esattamente. Allora, il primo Perché come si consi dice, i coach vendono anche domande. esatto, Hanno proprio una fanno valigia piena domande. di domande, Esatto, esatto. una più bella Allora dell'altra, perché poi tra l'altro i coach sono particolari nell'uso delle metafore, esatto, vero? Quindi sono sempre esatto. domande molto arricchenti e interessanti. Vai. Esatto. Allora, il primo suggerimento che darei, il primo consiglio è, il istinto e la produzione interiore. Cioè, tutti noi cioè tu lo sai sotto, sotto in tuo, nel tuo profondo lo sai. E quindi a volte quello che non facciamo è seguire quello che sotto, sotto sentiamo e sappiamo. Quindi la domanda che quasi sensibilizza questo suggerimento è: qual è quella cosa che sai di dover fare, Mh-mh. ma Sì, continui a rimandare? okay. E quindi rispondendo a questa domanda, l'istinto potrebbe dare la risposta. Consiglio numero 2. Consiglio numero 2: agisci prima di essere pronta, perché la perfezione è un'illusione. Mh. La perfezione non esiste, quindi se aspettiamo il momento perfetto probabilmente quel momento non Mh. arriverà mai. Quindi la domanda che potrebbe in qualche modo, aiutare, il radioascoltatore è: se smettessi di aspettare il momento perfetto, quale Eh. sarebbe il primo passo, È anche se è imperfetto? tipo: "Ah sì dai, la dieta la incomincio lunedì, questa Esatto, cosa la incomincio martedì." esatto. Hai bisogno? Ce la No, fai? No, tutto a posto. ce la faccio. Fantastica. Ce la faccio. Fantastica Okay. la nostra Sara. Terzo consiglio l'abbiam già Terzo dato? consiglio, No. no, lo Diamo? diamo, Diamolo. coltiva la tua unicità. Quindi, riconosciti e la domanda è:
quale qualità o talento gli altri ti riconoscono mentre tu dai per scontato. Allora, qual è la tua ricetta di donna per i nostri radioascoltatori? Allora, la mia ricetta di donna è un pizzico di coraggio per osare, anche Sì, quando la paura sì, bussa. sì. Una manciata di intuizione Ok. per ascoltare quella voce interiore. Una spolverata di determinazione, perché ogni, obiettivo richiede lavoro. Sì. Un cucchiaio di dolcezza Ah, per trattarsi con gentilezza, anche quando si fallisce, e una dose abbondante di relazioni sincere. allora, quindi silenziate i cellulari, ma non silenziate il grillo parlante che è in voi, è questo che ci hai Esatto. raccontato più o meno. Allora, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Grazie a te. Libertà, grazie a Sara, grazie alla nostra Sveva, grazie al nostro ospite di oggi e super bacioni a tutti, alla prossima e buona radio a tutti voi. Ciao. Grazie. Ciao a Ciao. tutti. Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prosperità.